90 minuti uguale un campionato intero, c'è stato sempre equilibrio, prima o poi deve finire tutto però, e questo il pomeriggio della verità. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissimo Salvatore di Partinico, provincia di Palermo, e Partinico Audace Folgore Castelvetrano, 26esima e ultima giornata del girone A di promozione siciliana. Parte Bagnali in mezzo, colpo di testa lento da parte di Spinelli, con la Folgore che con una vittoria ritornerebbe nel massimo campionato regionale siciliano. Attenzione al tiro che sorvola il palo, l'occasionissima per 5 mani. Sarà buono a calciare, Bognani si è disinteressato, parte buono morbido verso il secondo palo, lo stacco di testa ad opera di Lupo. La battuta in mezzo, altro colpo di testa, deviazione in porta, il vantaggio della Folgore Castelvetrano. L'ultimo tocco con la Folgore che festeggia, Samuel Spinelli, 1-0. Si va a prendere l'abbraccio di tutti, la classe 2002. Folgore che oggi deve fare a meno anche di Galluzzo, in stampelle presente qui al Santissimo Salvatore. Ancora Spinelli, colpo di testa centrale per Versaci. Il cross di Lupo, in mezzo colpo di testa di Logaio, pallone però regalato a Rustico che si è girato. Nuovo traversone, risponde Celestra, la prende Bilella Ciur, colpisce un po' di fortuna, Bono, ostacolato al limite, poi il tiro che sfiora il palo, l'occasione per Bilella Ciur. Niente da fare, altra proposta stavolta di Bussa, allontana Celestra, scivola Bono sul più bello, la prende a Ciur, calcia centrale basso. 5 mani, lascia tutto a Ferrante che calcia. Rallo l'aggancia Spinelli in quella zona di campo Logaio, ma prima arriva Bono. Il cross di Bono e da solo Rustico che di testa si mangia il raddoppio. Punizione a Partinico Audace già battuta a 5 mani, c'è il tiro pizzolato a chiudere le gambe, stava andando al volo Miceli. Versaci lungo in due a saltare, la prende Barbero, Ferrante mette in movimento Miceli, c'è il tiro di Miceli, super parata di pizzolato oltre la traversa. Spazzabussa la far. Bellomo aveva chiesto il tiro da fuori, non è arrivato. Amiri in mezzo, secondo palo, lo stacco di testa di Maranzano e ancora pizzolato, mani nei capelli per Bellomo. Spinelli la prende con il petto, si allunga ed evita Logaio, ancora Spinelli, entra in area il passaggio per Rustico, non c'è l'aggancio, esce Versaci, è ancora viva, Rustico lascia dietro, il pallone è per Lupo, propone, cerca Spinelli, colpo di testa, fuori. Rimessa lunga, interviene Maranzano, di testa Bognani, serie di rimpalli, poi il tiro da fuori di Macaluso, controllato da Pizzolato. Bognani cambia tutto da Lupo, cross Rustico, spalla alla porta, acrobazia Versaci e poi ancora Rallo. Barbero la vuole lui per farla lasciare, ma eccolo qui il triplice fischio, la Folgore Castelvetrano torna in eccellenza, 1-0 al Partinico Audace, tutto deciso dal gol di Spinelli. Finisce così il campionato della squadra di Messana a 50 punti, bastava una vittoria, serviva una vittoria, è arrivata